Ma paga in contanti o col POS? Io oggi, aspetta che guardo, penso che pagherò col POS. Piazzetta San Parisio, nel centro storico di Treviso, a comprare frutta e verdura c'è anche l'ex presidente Ascom Guido Pomini, oggi alla guida di Federmoda. È la vigilia dell'entrata in vigore del POS obbligatorio in bar, negozi e studi professionali. Da domani vietato rifiutare i pagamenti elettronici, pena una sanzione di 30 euro maggiorata del 4% del valore della mancata transazione. POS obbligatorio anche tra i banchi del mercato, ma a Treviso è difficile trovare qualcuno che non si sia già adeguato. Sì, l'anno scorso diciamo perché ci hanno avvisato i commercialisti che è obbligatorio, siamo già attrezzati. Comunque riteniamo che le commissioni bancarie, visto che adesso diventa obbligatorio, siano molto alte. Un'attività piccola ha bisogno anche di avere delle agevolazioni, non sempre avere dei pagamenti anche per cose che sono così obbligatorie. Quanto lascia lei di commissioni al mese? 200-250 euro al mese. Più Solo di 15, no, più 15 di noleggio della macchinetta, del POS. E questo naturalmente influisce sui vostri affari. Secondo lei sì, influisce molto. Ma le abitudini dei consumatori stanno evidentemente cambiando e occorre assecondarle. Chi paga con la carta, chi direttamente con lo smartphone, a fare compere in contanti sono rimasti in pochi. Perché si trova meglio con i contanti che con la carta? Perché dopo bisogna registrarla la carta, stargli drio. È più semplice con i contanti ancora. Ma il futuro, anzi il presente, è il pagamento elettronico che però ha luci e ombre e non solo per i costi. Non sempre la rete ti permette di fare transazioni veloci, sicure sì, e per chi vende un prodotto come dire frequente con molto traffico, perdere 15-20 secondi per una transazione potrebbe essere un problema non indifferente. Ma da domani non ci si potrà sottrarre, con i negozianti obbligati ad accettare pagamenti di qualsiasi importo. €1 sì, un semplice euro sì. A fronte di una commissione di quanto? Su €1 andiamo a pagare 20 centesimi di commissione, che non è da poco, se devo essere sincero.